Quest'oggi vi porteremo alla scoperta dei resti di un animale molto particolare, un antichissimo coccodrillo. Seguiteci. E per approfondire la storia del coccodrillo ci siamo recati all'interno dei locali dell'Università degli Studi di Cagliari e stiamo cercando una professoressa che potrebbe raccontarci la storia di questi antichi resti, passando attraverso gli ambiti ed osservando lungo le teche dei reperti straordinari. Tra questi reperti sono perfino presenti, immaginate, i resti di un meteorite che è caduto nel territorio sardo di Sinai. Sì, di un meteorite che cade nella prima metà del Novecento in località di Sinai. Crearono diciamo, danni relativamente a rotture di coperture perché sono pesantissimi, sono soprattutto ferrosi, ferro e nickel. Sfiorarono probabilmente qualcuno, un agricoltore. Sì, che se la vede anche brutta veramente. Sono molto famosi infatti per questo, perché generalmente i meteoriti poi difficilmente cadono sulla Terra, ma difficilmente creano danni o procurano danni. Questi invece si sfiorò la tragedia. La storia del coccodrillo, del ritrovamento del coccodrillo, la conosciamo dai pochi appunti di Lovisato quando parla di questo ritrovamento. Venne trovato innanzitutto da un operaio, probabilmente un operaio nella cava dove prelevavano i blocchi di calcare per il cemento. Lovisato aveva formato quasi una rete di persone che lavoravano in queste formazioni rocciose, nelle formazioni rocciose del Miocene intorno a Cagliari, che quindi lo avvisavano quando avevano dei ritrovamenti eccezionali. E quindi lui entra quindi praticamente in possesso di un fossile, di un pezzo, di un reperto diciamo eccezionale che comprende tutto il cranio, mascella e mandibola, quindi tutto il cranio per intero. Viene prima naturalmente studiato, classificato come Tomistoma calaritanus, quindi si tratta di una nuova specie, non ancora conosciuta all'epoca. E viene esposto in una bacheca sotto una grande vetrata del museo che allora era allestito al piano terra di Palazzo Belgrano, quindi della sede centrale dell'Ateneo. Poi le vicende di guerra naturalmente creano dei danni soprattutto al museo che ad un certo punto venne chiuso, messo in casse e conservato negli archivi, conservato nelle volte in quegli scantinati che erano a volte che si trovano sotto Palazzo Belgrano. Si deteriora, si danneggia fortemente, quindi perde la parte anteriore e rimane soltanto la parte cefalica del cranio che abbiamo nel nostro museo esposto. E ci troviamo finalmente in compagnia della professoressa Paola Pittau, un museo bellissimo ma forse poco conosciuto ai cagliaritani e ai sardi. Purtroppo sì, questa purtroppo è una verità amarissima anche da riconoscere perché i nostri musei non hanno dell'organico, quindi non hanno del personale dedicato esclusivamente al museo. Partecipiamo come museo anche a Festival Scienze perché è una sarabanda di discipline che si incrociano, si intersecano, riscuote moltissimo successo, però tuttavia è sempre limitato. Ecco, ma il pubblico che ci segue da casa in questo caso può sapere che basterebbe fare una semplice domanda per visitare questo bellissimo museo. Sì, assolutamente. Amiamo questo luogo, sappiamo che ha un valore inestimabile e deve continuare a vivere. Non può essere sepolto e tombato, capisce? Soltanto la guerra l'ha fatto. E adesso il pericolo è che se non si muove qualcosa anche all'interno dell'Ateneo, queste strutture verranno chiuse perché senza il personale non si può andare avanti e senza i fondi non si può andare avanti, non abbiamo finanziamenti.
Grazie anche a voi, grazie soprattutto agli amici che ci hanno seguito e a voi per averci ospitato. Io ringrazio lei da parte naturalmente di questa istituzione che ha sempre creduto in questo museo, ama questo museo, lo vuole portare avanti e quindi spero che questo serva anche per far conoscere e per svegliare un po' di coscienze. Quelle giuste, non molte, poche ma giuste. E speriamo che questo auspicio e questa curiosità sia quindi Certo. contagiosa. Grazie per averci seguito. Certo, mi associo. Grazie a lei, arrivederci.